Tragedia nel pomeriggio a Villorba, 71 anni di Ponzano in bici travolto da un'auto condotta da un 18enne. Nel tremendo impatto finisce sbalzato nel giardino di una casa. Nulla da fare per Diego Lapaine, ex vicepreside del Fermi di Treviso. Nuova ondata di maltempo in arrivo da stasera, previsti nubifragi consistenti. La protezione civile regionale fa scattare l'allerta arancione in 3 aree del Veneto, 2 nella Marca. Cambiano 2 medici di base a Trevignano e Montebelluna, caos per oltre 3.000 pazienti, l'anagrafe sanitaria in coda anche di notte. Per l'ULSS 2 troppo allarmismo. Attirano in trappola 2 coetanei alla stazione di Conegliano, li rapinano armati di taser e coltello, poi pubblicano un video con la refurtiva su Instagram. 3 quindicenni denunciati dalla polizia. Parte stasera il servizio di vigilanza privata pagato dal comune di Mogliano contro risse e furti in città. Dalle 22 alle 6 del mattino una pattuglia in azione per 6 mesi. Un mese fa aveva seminato il panico a San Polo di Piave, rubando un'auto, schiantandosi in fuga e rapinando una donna, aggredendola. 28enne marocchino arrestato dai carabinieri. Rintracciato a Romano del Zelino un 30enne trevigiano che deve scontare una condanna per maltrattamento. Era in compagnia di una coetanea scomparsa da casa. La ministra per la disabilità Locatelli in Veneto, a Treviso, l'incontro con l'amministrazione e l'associazione del territorio. Le loro richieste: servono più risorse. Domani al via gli eventi per la 35esima edizione del Palio del Vecchio Mercato a Montebelluna. Sabato e domenica i momenti clou che Antenne 3 seguirà in diretta. Telespettatori di Antenne 3, buonasera e ben ritrovati. Il telegiornale di Treviso e dunque in primo piano la cronaca. Purtroppo ancora tragedie sulla strada, nemmeno il tempo di riprendersi da quanto accaduto ieri sera a Crocetta del Montello. Lo vedremo fra poco, con un 52enne morto in scooter, che già oggi si piange un'altra vittima della strada, in questo caso un 71enne, ex vicepreside del Fermi a Treviso, 71enne di Ponzano, travolto in bicicletta a Villorba nel pomeriggio. Un incidente davvero terribile, guardate. Il corpo sbalzato nel giardino di un'abitazione, esanime sull'erba, la bici da corsa incastrata sulla ringhiera della recinzione, la macchina ferma a lato della strada. È la tragica scena che i soccorritori si sono ritrovati davanti accorrendo sul luogo dell'ennesimo gravissimo incidente stradale che si è verificato poco dopo le 16:30 in via Trento a Villorba, la strada che congiunge il centro del capoluogo alla Postumia Romana passando davanti al cimitero. A perdere la vita Diego Lapaine, 71enne di Ponzano Veneto, dove viveva in via Diaz, ex vicepreside dell'ITIS Fermi di Treviso, appassionato di ciclismo come suggerisce la bicicletta su cui stava correndo. A travolgerlo la Fiat 500 rossa condotta da un ragazzo di appena 18 anni, la cui posizione è ora al vaglio della polizia locale. Stando a una prima ricostruzione del sinistro, il giovanissimo, che procedeva verso Fontane, avrebbe perso il controllo dell'utilitaria invadendo la corsia opposta e centrando il ciclista. Un volo di alcune decine di metri, per l'uomo non c'è stato scampo. 2 passanti hanno tentato invano di rianimarlo. Al SUAM 118 è aspettata la constatazione del decesso. Sul posto il sindaco di Villorba, Francesco Soligo. Sembrerebbe una distrazione, quindi ci ha rimesso la vita un'altra persona e questo ci deve far riflettere un po' tutti. Quando si è alla guida di un'auto, di una bici o di una moto bisogna stare attenti, perché qui siamo in zona 30 addirittura, quindi lascio a voi le considerazioni. Lo stesso Soligo ha comunicato la notizia al sindaco di Ponzano, Antonello Baseggio. Esprimo la mia vicinanza alla famiglia che ha perso un caro, una persona che era andata in bicicletta per godersi una serata di fine estate e non è più tornata a casa. Circostanza drammatica, e l'attenzione la rivolgo anche a quegli automobilisti che devono porre maggiore attenzione, considerando che la strada è di tutti, anche dei soggetti più fragili, intesi pedoni e ciclisti. Intanto tra Cornuda e Crocetta del Montello, lacrime, davvero cordoglio e vicinanza alla mamma del 52enne che ha perso la vita ieri sera a Crocetta del Montello in scooter. Ieri la fascia le è pesata particolarmente ieri sera. Sì, mi è veramente... sì. Non riesco a dire altro.
Un peso enorme nella responsabilità di stare accanto a Ines, la mamma di Massimiliano Chiarellotto, morto ieri sera su questa strada tra Nogarè e Crocetta del Montello. Sono state tra le prime ad accorrere sul luogo dove il 52enne avrebbe urtato questo cordolo in cemento con il predellino del suo scooterone, perdendo il controllo del mezzo. Una scena straziante, con il corpo dove oggi qualcuno ha pietosamente messo un mazzetto di fiori mentre il motociclo ha finito la sua corsa su questo palo dall'altra parte della strada. Maci, come tutti lo chiamavano, era rimasto coinvolto in un altro paio di incidenti e se l'era sempre cavata, confidando agli amici di sentirsi graziato dalla sorte. Era originario di Ciano ed era residente a Cornuda, dove stava tornando attraversando Nogarè dopo aver partecipato a una manifestazione motociclistica alla sagra del paese. Una grande passione i motori per Chiarellotto, che lavorava alla Colomberotto Carni di Moriago ed era ben voluto da tutti. Era una persona molto conviviale che viveva la comunità e è una persona che sicuramente ci mancherà e come amministrazione facciamo le condoglianze alla famiglia che conosciamo molto bene. Massimiliano Chiarellotto, ennesima vittima sulle strade della Marca, su cui riflettere. Nonostante si faccia comunque attività di prevenzione, nonostante tante infrastrutture, anche punti neri negli anni di viabilità siano stati migliorati, non scende in maniera importante il numero di questi fatti mortali. Ecco, è un interrogativo che dobbiamo porci su nuove misure che sinceramente a volte non so quanto possano bastare. Adesso il maltempo torna, l'incubo di temporali e allagamenti sono stati protagonisti la scorsa settimana in diverse zone del Veneto, anche nella Marca. C'è una nuova perturbazione che da stasera interessa la regione per 24 ore, precipitazioni localmente forti e persistenti, tanto che la Protezione Civile del Veneto ha dichiarato l'allerta arancione nelle aree Piave e Pedemontano, Basso Piave, Sile e Bacino Scolante in Laguna, Livenza, Lemene e Tagliamento, come vedete anche nel bollettino della regione. In tutto il resto della regione è stata dichiarata l'allerta gialla. Lo scenario sarà caratterizzato da fenomeni intensi, diffusi e in rapida evoluzione. Avviso che è valido dalle 20 di oggi fino alla mezzanotte di mercoledì, quindi si preannuncia una giornata difficile domani. La sala della Protezione Civile regionale a Marghera è attiva dalle 20. Ovviamente tutti i comuni interessati si stanno attivando in queste ore per capire cosa potrebbe accadere. Ovviamente il riferimento e l'appello che fa la regione è anche di stare allerta domani nel mettersi in viaggio, soprattutto nelle zone nelle quali è prevista l'allerta arancione. Staremo a vedere, vi racconteremo ovviamente tutte le criticità che eventualmente ci saranno, speriamo di no. Intanto parliamo di quella che non è un'allerta, ma è stata una giornata di passione, per oltre 3.000 cittadini del Montebellunese. Stiamo parlando di sanità. 3.000 cittadini chiamati col nuovo mese a cambiare il medico di base. Lunghe code sia all'ufficio anagrafe dell'ospedale di Montebelluna che a Falzè di Trevignano, dove l'ULSS2 ha istituito uno sportello temporaneo dove i primi si sono messi in coda, pensate, fino dalla mezzanotte. Allora partiamo da Trevignano. Ma cosa succede qua che c'è tutta questa coda? Bisogna cambiare il dottore e quindi c'è questo casino. Falzè di Trevignano, 1° settembre, ore 8:45. Questi sono i cittadini che da questo mese devono cambiare il medico di base. Purtroppo il dottor Mini Massimo ha cessato l'attività con il 31 di agosto. Dal 1 di settembre 1800 pazienti sono rimasti senza medico. Ci è stata data notizia dall'anagrafe sanitaria che 1000 pazienti verranno assegnati alla dottoressa Sofia Artuso qui a Falzè di Trevignano e gli altri dovevano arrangiarsi. Le persone sono arrivate qui a mezzanotte, qualcuno ha dormito qua, hanno creato dei numeri improvvisati per dare la possibilità a tutti di rispettare la coda. Una cosa quindi ai primi 1000 posti sicuri per il nuovo medico di base e una coda in autogestione ricevuta da 2 addette dell'ULSS con questi risultati. Ce ne sono dentro 40 e io sono da poco arrivata, ho 228, immaginarsi. 231, quindi quando sarà il suo turno? Non so, perché con Speed non si può, dobbiamo provare anche con Speed. Niente da fare? Niente da fare. È venuta alle 6 del mattino perché? Per prendere il posto
per i miei genitori, per i miei suoceri, per le persone anziane soprattutto. Ma non era possibile fare in altra maniera? No, perché il mio compagno e anche i miei cognati è tutta questa notte che stanno provando con lo speed e non si entra. Si aspettava una roba del genere? Si immaginava, non so se aspettava. Ma è tutto questo per il cambio di un medico? Sì. Per i primi 40 posti a sedere, per gli altri solo in piedi o in carrozzina. Ho i ginocchi a tocchi. Oh signor Benedetto! Ma anche lei è in coda per il medico? Sì. Certo, per cosa può. Quanti anni ha? 87. E qua anche con un bambino piccolo? Che numero ha? Il 24. E a che ora è venuta qua? Mio marito è venuto qua alle 5:30. Inevitabili gli sfoghi e gli appelli al direttore Francesco Benazzi. È una vergogna. Andiamo a casa. Che numero ha tutti? Che numero 166. E non ti spedi neanche te? E ne ho fatto 7-8 da 8. Neanche sì, 7. È un manicomio. Anche lei è qua che sta aspettando? Purtroppo sono in mezzo in manicomio. Non è possibile, ma così funziona. Al direttore Benazzi dico che è uno schifo perché sia l'ULSS coordinato male e sia anche il nostro comune, perché per fortuna ci siamo autogestiti. Quando sono arrivati loro qui dell'ULSS alle 7:30 era un casino. Infine c'è chi ritenterà una prossima volta. C'è riuscita? No, guardi, io proprio ci rinuncio. Così a Trevignano e poi vediamo cosa è successo a Montebelluna. Buongiorno. Buongiorno. Quanti anni ha? Indovina. Non lo so. 94. Ed è qua in piedi? Ed è qua in piedi? Sì. Ad aspettare il medico, no? No, il medico, aspettare i signori qua, i fai calde. Tanti gli anziani in coda oggi davanti all'anagrafe sanitaria dell'ospedale di Montebelluna. Con il primo giorno di settembre c'è stato il cambio del medico di base con un passaggio obbligatorio allo sportello reale o virtuale, anche se qui la soluzione per molti poteva essere più semplice. Chi poteva aver semplificato queste robe qua? Che con la firma del dottore si poteva aver fatto, no? Attesa per molti decisamente snervante. No, non sto parlando perché mi ride sparolate. Beh, lì dai 8 e 7 e un quarto sono arrivata e ora è una vergogna. Non dice anche gente che perde il lavoro per gli giovani, ma gli anziani 3 ore, 4, venire a casa a mezzogiorno e star qua in piedi 83 anni, scusa. Menassi, dica che pensa a queste robe qua. Anche qui come a Trevignano c'è chi ha tentato la carta di internet. Ma voi che siete tecnologiche riuscite a farlo con lo speed? Uno siamo appena riusciti a farlo. Perché hanno detto che dalle 9 dovrebbe essersi riattivato, stanotte hanno provato in 2000? Noi abbiamo provato adesso e lei è riuscita e basta al momento. Sembra un terno all'otto anche lo speed, insomma. Un pochino sì. E quanto tempo è che aspettate qua? Io sono qua dalle 7:20. All'esterno una sola panchina, per il resto fioriere o automobili se qualcuno non riesce più a stare in piedi. Signora, anche una aiuola può servire per sedersi. Certo. Però un po' di panchine potevano mettere per tutta sta gente. Questo sì. Va bene, dai. Si vede che pensa che sia tutti giovani. Signora, si è messa in macchina? Mi sono seduta, dentro non c'è posto. Che numero ha? 215. E come fa a sapere se la chiamano? Sono arrivati al 100, poco più, dunque ho voglia. Tra i pazienti anche l'ex parlamentare e ex sindaco di Montebelluna Laura Puppato. La soluzione è quello evidentemente di riuscire a pagare meglio i medici. Per esempio abbiamo una situazione qui a Montebelluna, più di qualche medico di medicina generale mi ha riferito che aveva dato la disponibilità per esempio a rimanere e non è stato neanche considerato, neanche una risposta da parte dell'ULSS 2. Quindi trattare meglio le persone, le risorse umane sono un valore straordinario, non le possiamo buttare via come se fossero numeri. Anziani dimenticati, il pensiero comune di questa gente. Gli anziani, li buttai là gli anziani, no? Allora, questo è il racconto della mattinata difficile tra Trevignano e Montebelluna. Allora siamo andati a chiedere al direttore generale dell'ULSS 2, Francesco Benazzi, cosa è successo e allora sentite le sue parole.
Mi scuso per le lunghe code, è stato fatto molto allarmismo, tanto che mi dicono che abbiamo avuto persone che aspettavano già dalle 2 di notte in macchina per potersi iscrivere. Ecco, queste cose non hanno nessun senso, perché voglio dire, comunque i medici stanno arrivando, arriveranno e in qualche modo riusciamo a dare una risposta a tutti. Hanno trovato 2 medici molto bravi, la dottoressa Artuso e un'altra collega che essendo giovani medici al primo anno di specialità possono ottenere solo 1000 mutuati, quindi 2000 persone sono già state attribuite ovviamente a questi nuovi medici che da fine anno potranno passare a 1200, quindi andremo ovviamente a tamponare meglio le cose. Dopo che entro ottobre-novembre dovrebbe arrivare un nuovo medico e quindi in questo caso anche questo potrà prendere 1200 mutuati. Intanto per una quota parte di questi, cioè la differenza dai 2000 ai 3000, abbiamo aperto, siccome lo stesso ambito, chiaramente le persone vanno dal dottor Lissa al dottor Vita, che gentilmente si sono accordati per ricevere ovviamente nuovi assistiti. La cosa sarà provvisoria, poi man mano quando arriveranno a fine anno questi 2 nuovi medici riporteremo, se vogliono, ecco, questi assistiti ovviamente di nuovo all'interno del comune di Trevignano. Ecco, continuo a ribadire, i medici mancano, quindi man mano che noi riusciamo, con l'aiuto delle ordini dei medici, con l'aiuto degli stessi medici di famiglia, ovviamente delle sigle sindacali che ci danno una mano a reperire nuovi medici, noi facciamo il possibile. Chiaramente non li possiamo fare uscire dal cilindro, perché questo non esiste, però sicuramente la disponibilità a ricercarli, a trovarli e agevolarli anche nel loro ovviamente insediamento, questo lo stiamo facendo insieme alle amministrazioni comunali. Lasciamo questo capitolo sulla sanità, ma torniamo alla cronaca. Rapinano 2 coetanei usando taser, coltello e tirapugni e poi postano il video della refurtiva sui social. Aggressori e vittime hanno appena 15 anni, 3 i denunciati. Si sono dati appuntamento in stazione a Conegliano per regolare una questione amorosa, la rivalità per una ragazza, ma l'incontro è finito con una rapina. Soldi, scarpe, vestiti. Il video della refurtiva è stato postato su Instagram con un titolo eloquente: 300 euro di roba in 30 minuti più cash. Quello che fa più impressione è l'età dei protagonisti dell'episodio, accaduto poco più di un mese fa, il 28 luglio. 15enni le 2 vittime, un italiano e un moldavo arrivati in treno da Pordenone. 15enni, 3 rapinatori, stranieri di seconda generazione, residenti tra Godega di Sant'Urbano e Orsago, armati di coltello, tirapugni, addirittura un taser, una pistola elettrica che non hanno esitato a puntare al petto dei malcapitati. Sotto minaccia si sono fatti consegnare i soldi che avevano con loro, 25 euro, una felpa e delle scarpe da ginnastica firmate, lasciando scalzo e a torso nudo uno dei coetanei rapinati. Quindi se ne sono andati. Ai 2 minorenni non è rimasto altro da fare che chiamare il 113. Sul posto, dal commissariato di polizia, sono subito accorse le volanti. 2 bulli sono stati rintracciati dagli agenti poco lontano, un terzo aveva già fatto in tempo a salire su un treno e andarsene. Grazie alle testimonianze delle vittime e ai filmati delle telecamere di videosorveglianza, la dinamica dei fatti è stata ricostruita e il terzetto denunciato a piede libero alla Procura dei minori di Venezia per rapina in concorso. Un fatto, dice lo specialista, che lascia perplessi su diversi piani. Ci sono aspetti violenti, ci sono aspetti di questo fatto che ci fanno riflettere anche sul senso di rispetto e il senso dell'altro, no? Che è molto importante sia in psicologia ma anche proprio per costruire un tessuto sociale che evidentemente può darsi che non ci sia stato alle spalle di questi ragazzi. E poi l'esibizione della refurtiva sui social. Bisogna sempre parlare di tratti narcisistici, questi giovani che compiono questi reati e che in qualche modo già scivolano all'interno di una deviazione da un punto di vista sociale, comunque hanno un aspetto di grandiosità, per cui tendono a esibirlo, e questo è un grave fatto che va curato. Baby gang, giovanissimi criminali in azione un po' in tutto il Veneto, in tutta la Marca, anche a Mogliano Veneto. Abbiamo raccontato spesso di baby gang, di risse anche ultimamente, ma anche di furti in città. E allora da stasera, l'avevano annunciato qualche tempo fa l'amministrazione comunale di Mogliano, ma da stasera dalle 22 fino alle 6 e per 6 mesi di sperimentazione parte il progetto della vigilanza privata pagata dal Comune di Mogliano.
Ora e al momento per i prossimi 6 mesi c'è anche un istituto di vigilanza privato a garantire la sicurezza a Mogliano Veneto. Il servizio che a spese del comune affianca l'attività delle forze dell'ordine e in funzione dalle 10 di sera alle 6 di mattina. Controlla il nostro patrimonio immobiliare e scolastico, opererà nel centro fino circa alle ore calde della movida del centro di Mogliano per poi passare anche in tutte le zone dei 9 frazioni che noi abbiamo qui a Mogliano. Ma in quali modalità si svolge l'attività di un'azienda di vigilanza privata che si muove a supporto delle forze dell'ordine? Loro devono fare un controllo accurato del territorio, segnalare le anomalie, redigere un verbale che però sarà consegnato al comandante forte della polizia locale alla mattina. Quindi non possono procedere a un fermo, per esempio? Non possono procedere al fermo, ma noi riteniamo che, come il controllo vicinato, che questi operatori di sicurezza è già un deterrente per il territorio e sicuramente è una sicurezza per il cittadino che vede una macchina con la pesante, che significa che c'è un operatore che se hai bisogno ti dà subito una mano. L'amministrazione comunale ha adottato l'iniziativa anche sulla base dei riscontri positivi che progetti analoghi hanno raccolto in altre località. Nel mirino ci sono i furti in abitazione o in azienda e le degenerazioni della cosiddetta mala movida, anche se secondo il sindaco la situazione non desta particolari preoccupazioni. No, non è grave, però non bisogna mai mollare, bisogna sempre spingere su nuovi presidi di sicurezza come questo. Io qualche tempo fa ho firmato il protocollo d'intesa con il prefetto 1000 occhi sulla città che prevede proprio l'intervento della vigilanza privata come abbiamo fatto noi a Mogliano, questa sperimentazione di 6 mesi che sicuramente darà dei risultati importanti. Le polemiche a Mogliano non erano mancate al momento dell'annuncio e vengono confermate oggi dall'opposizione. Va benissimo che si possa aumentare eventualmente con un presidio anche a pagamento durante l'orario serale, dopodiché però se non ci sono gli agenti che possono rispondere è un po' un fuoco di paglia. Secondo Giacomo Nilandi, capogruppo del Partito Democratico a Mogliano, il servizio di vigilanza privata pagato dal Comune per il controllo notturno del territorio forse potrà servire, ma sicuramente non sarà risolutivo della questione sicurezza in città. Il problema non è l'istituto di vigilanza privato che aumenta il presidio del territorio, il problema è che quest'ultimo purtroppo, in base a quelli che sono i protocolli attualmente attivi con la prefettura, non ha capacità di intervento diretto nel momento in cui si verificano direttamente i furti piuttosto che delle azioni di disagio sociale all'interno del territorio durante per esempio la movida del venerdì sera, ma è costretto a chiamare le forze dell'ordine. Forze dell'ordine su cui spesso pesa una carenza d'organico più volte denunciata. Questo, osserva Nilandi, riguarda tutti i comuni al di là del colore politico e chiama direttamente in causa il governo nazionale. Quanto costa al comune questo servizio? Al momento noi paghiamo 30.000 euro per questa annualità e poi ovviamente ne pagheremo altrettanti per le annualità successive. Altri comuni hanno delle sperimentazioni importanti rispetto a questo perché se si tratta semplicemente di presidio del territorio, il presidio del territorio lo possono fare in tanti anche per esempio con il controllo del vicinato che qua da noi purtroppo non viene dovutamente finanziato e anche agevolato. A proposito di sicurezza, fuori di sé, in stato di alterazione psicofisica, si piazzava in mezzo alla strada importunando gli automobilisti di passaggio in via Zermanese a Treviso, vicino all'ex caserma Serena, dove era stato ospitato fino all'anno scorso. Un comportamento pericoloso che nel pomeriggio di sabato ha costretto i carabinieri a intervenire, bloccando un 29enne di origini albanese senza fissa dimora e già noto alle forze dell'ordine. All'arrivo della pattuglia ha opposto resistenza, ha colpito i militari anche con alcuni schiaffi. Solo grazie al tempestivo intervento di un secondo equipaggio la situazione è stata riportata alla normalità e l'uomo è stato bloccato e condotto in caserma. Carabinieri che sempre sabato pomeriggio hanno arrestato un 28enne di origini marocchine che meno di un mese fa aveva letteralmente seminato il panico a San Polo di Piave. Con dei vasi di fiori ha rotto i vetri dei finestrini, è entrato in macchina, è partito, l'ha rubata a fine.
Era iniziata così la notte di follia vissuta lo scorso 20 luglio a San Polo di Piave, protagonista un 28enne marocchino senza fissa dimora, arrestato nelle ultime ore dai carabinieri in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Treviso. Il provvedimento è scattato dopo le indagini portate avanti dai militari dell'Arma su una serie di reati, tra cui furti, rapine e lesioni commessi a San Polo lo scorso luglio. Quella notte l'uomo, dopo aver rubato una micra dal cortile dell'abitazione di una donna in via Roma, si era allontanato. La sua fuga era finita pochi chilometri dopo in via Callarghe, dove probabilmente a causa della velocità elevata e delle sue condizioni psicofisiche aveva perso il controllo della vettura, abbattendo prima un palo della luce, poi sfondando il muro di recinzione di un'abitazione. Così raccontava una residente. Ho sentito una macchina che arrivava velocemente perché avevo le finestre aperte e poi ho sentito un gran colpo e proprio una roba micidiale. Dopo lo schianto l'uomo era scappato nei campi per poi tornare poco più tardi nuovamente in via Callarghe, dove nel frattempo si erano radunati diversi residenti, tra loro anche una 56enne che stava segnalando alle vetture che transitavano di rallentare visto l'incidente poco distante. All'improvviso di fronte a lei era comparso il nordafricano che l'aveva aggredita strappandole dalle mani il cellulare. La scena era stata vista da un automobilista che era riuscito a recuperare lo smartphone e a restituirlo alla donna, che spaventata si era rifugiata nel suo giardino, venendo nuovamente raggiunta dal 28enne che l'aveva spinta violentemente a terra portandole via il telefonino. I carabinieri, immediatamente intervenuti sul posto grazie agli elementi raccolti e alle immagini della videosorveglianza, erano riusciti a identificare il cittadino marocchino che era stato denunciato in stato di libertà per rapina, ricettazione e lesioni personali. Dopo ulteriori indagini, per lui si sono ora aperte le porte del carcere. Cercano una donna scomparsa e la trovano però con un ricercato per maltrattamenti. L'operazione è nel Vicentino. Arrestato dai carabinieri, un 30enne trevigiano deve scontare 2 anni e 1 mese di reclusione per maltrattamenti verso i familiari. Era in compagnia di una ragazza scomparsa nel Trevigiano. L'operazione dei militari di Bassano del Grappa, Romano del Zelino e Nove era in corso per le ricerche partite dai carabinieri di Riese Pio X in provincia di Treviso di una ragazza che si era allontanata da casa alcuni giorni fa e della quale la madre ne aveva denunciato la scomparsa. Sul 30enne arrestato pendeva un ordine di carcerazione del 22 agosto della Procura di Treviso, per il quale dovrà espiare la pena di 2 anni e 1 mese per maltrattamenti ai danni dei propri familiari. L'uomo è stato trasferito nella casa circondariale di Vicenza, mentre la ragazza è stata trovata in compagnia del 30enne, suo convivente, in un campo agricolo di Romano del Zelino. Malore improvviso ha colpito ieri sera lo scrittore e curatore di Pordenone Legge Gian Mario Villalta. Il 66enne è stato soccorso nella sua abitazione a Vittorio Veneto e portato d'urgenza prima all'ospedale locale e poi trasferito in una più grande struttura del nosocomio di Conegliano, dove è stato subito sottoposto a un intervento chirurgico. Le condizioni erano state definite serie. Fortunatamente nelle ultime ore il quadro clinico si è stabilizzato ed è in fase di miglioramento. Pochi istanti di pubblicità, poi di nuovo in diretta. Rieccoci in diretta con il telegiornale di Treviso e da Treviso, dal capoluogo, ripartiamo per parlare della visita oggi in città della Ministra per la Disabilità Alessandra Locatelli, che ha incontrato istituzioni e associazioni trevigiane al centro i progetti e le richieste per una città sempre più accessibile a tutti. La Ministra per la Disabilità Alessandra Locatelli in città per una nuova tappa del suo tour nazionale. Una visita non casuale, quella a Treviso, visto che il sindaco Mario Conti è anche presidente dell'Anci Veneto. Giornata aperta con l'incontro con i vertici dell'URSS 2, poi la visita a Casugana e Palazzo Rinaldi, dove ha ascoltato le richieste delle associazioni del territorio. È un territorio molto preparato che sta lavorando già da tanto tempo sul tema dell'inclusione e della valorizzazione delle persone con disabilità e delle loro famiglie, quindi quelli che sono stati portati all'attenzione sono temi sui quali possiamo lavorare, dobbiamo lavorare e sono molto contenta di vedere che c'è una bella rete con le istituzioni. Al centro dell'agenda anche il nuovo bando Vita e Opportunità, oltre 300 milioni di euro destinati agli enti del terzo settore.
Vuole essere un'iniezione di risorse per dare la spinta a fare ancora di più insieme al mondo delle istituzioni per dare delle risposte, insieme anche alla riforma sulla disabilità che, lo vorrei ricordare, inizierà la sperimentazione anche sul territorio di Treviso a partire dai primi mesi del 2026. Un anno cruciale che vedrà anche le Paralimpiadi e l'Expo della disabilità a Rimini. Per l'occasione sarà presente anche l'artista trevigiana Lisa Perini, invitata dalla ministra a esporre le sue opere. Al termine della conferenza a Palazzo Rinaldi, la pittrice ha voluto omaggiarla con un suo quadro. Treviso intanto si distingue come esempio grazie ai consistenti stanziamenti per eliminare progressivamente le barriere architettoniche e al lavoro del disability manager, l'architetto Rodolfo Dalla Mora. Ma stiamo lavorando anche da un punto di vista della sensibilità e da un punto di vista culturale. La prima barriera architettonica da abbattere è quella culturale, quella del menefreghismo e della maleducazione delle persone normodotate. Non solo istituzioni, ma anche un nuovo approccio culturale. Il modello Treviso col Disability Manager lo abbiamo voluto esportare a livello veneto e di questo andremo a parlare anche al prossimo meeting che farà a Rimini, quindi motivo di grande orgoglio che Treviso venga preso come punto di riferimento dal Ministro e anche dalle altre città. L'incontro dunque con le associazioni del territorio, ascoltiamo alcune delle richieste arrivate proprio dalle associazioni, voci diverse ma con un obiettivo comune, più inclusione e anche maggiori risorse. Abbiamo molti bisogni, il Veneto non è tra i migliori per quanto riguarda i finanziamenti rispetto alle risorse economiche, quindi ci abbiamo tenuto a sottolineare, anche se i servizi rispetto alla salute mentale nella nostra realtà sono buoni. Ci sono bambini che hanno elevati bisogni assistenziali, che hanno difficoltà poi ad essere inseriti, integrati per esempio nell'inclusione scolastica, nei percorsi sportivi, nel tempo libero, e parliamo di bambini che hanno delle complessità enormi. Secondo me dobbiamo stare attenti a non delegare la presa in carico della cura unicamente o soprattutto alle famiglie. Purtroppo abbiamo avuto la difficoltà in questi ultimi tempi di vedere bandi di concorso per psichiatri, direi andati quasi a vuoto, e questo è un grosso problema perché i nostri utenti, i nostri familiari hanno bisogno di persone competenti che sappiano ascoltare queste difficoltà quotidiane per chi vive in una famiglia con una persona con un disagio mentale importante. Partiamo dalle Paralimpiadi invernali 2026 Milano Cortina. Ovviamente il nostro territorio Treviso, la provincia di Treviso, sarà coinvolta fortemente in questo evento, che speriamo non sia solo un evento a spot, ma possa poi veramente cambiare la cultura del territorio, nel senso che lo sport deve farsi mezzo per l'inclusione sociale, ma non solo, deve essere parte integrante della vita delle persone, come un pezzettino di welfare, perché lo sport sappiamo bene che aiuta la socialità delle persone e aiuta la salute delle persone, e questo è fondamentale nella vita quotidiana delle persone con disabilità. Le voci delle associazioni e poi ci sono le voci dei cittadini che si lamentano sempre con il sindaco Mario Conte dei manifesti del prossimo evento di Prato della Fiera troppo ingombranti, appesi anche in Piazza dei Signori. Il primo cittadino dice: stiamo già mettendo mano al regolamento comunale. Sono anch'io tra quelli che si è lamentato, perché pur essendo previsto nel regolamento sono francamente eccessivi e disturbano e non sono nemmeno così belli. Non solo lungo le strade o a Prato della Fiera, zona che ospiterà l'iniziativa, ma anche nel cuore della città, affissi ai portici della centralissima Piazza dei Signori. Treviso tappezzata dai manifesti dell'Oktoberfest, manifestazione che torna dall'11 al 21 settembre, terminando un paio di settimane prima dell'avvio delle tradizionali fiere di San Luca. Pali, colonne, una campagna battente che non è piaciuta a residenti e amministratori, con Luigi Calesso di Coalizione Civica, che sottolinea come l'appuntamento gastronomico promosso dai privati trovi addirittura più spazio di eventi pubblici. Ma è l'ingombrante presenza dei cartelloni a dar fastidio. Il sindaco lo conferma e fa sapere di stare già correndo ai ripari.
l'impegno che ci siamo preso, anzi ci stiamo già lavorando proprio perché anche in altre situazioni avevo riscontrato questo tipo di bruttura, stiamo modificando il regolamento per limitare queste affissioni, quindi questa spero sia l'ultima volta che vediamo una città tappezzata di cartelloni pubblicitari indipendentemente dalla manifestazione, sono proprio brutti da vedere e sono eccessivi. Queste le parole di Mario Conte. Adesso invece parliamo a Montebelluna degli ultimi preparativi della 35esima edizione del Palio del Vecchio Mercato. Domani al via già i primi eventi, poi è una settimana di eventi che culmineranno sabato e domenica con le 2 gare che Antenna 3 seguirà in diretta. Montebelluna si prepara a rinnovare la tradizione del Palio del Vecchio Mercato, giunto alla sua 35esima edizione. Rievocazioni storiche, musica, enogastronomia e poi naturalmente le gare delle donne e degli uomini. Un programma che si arricchisce anno dopo anno. Stiamo veramente legando il Palio al suo territorio. Ecco, ci sono delle iniziative importanti, che è quella di portare a Montebelluna i prodotti tipici del territorio. Si inizia già martedì con la serata Aspettando il Palio. Andiamo un po' a fare una sorta di rievocazione storica, concludendo quelli che sono stati i festeggiamenti dei 150 anni. Nei giorni successivi serate musicali ed eventi in preparazione, al momento clou sabato e domenica. Il 6 settembre ci saranno le qualifiche della gara maschile, alle 16:30 poi la rievocazione storica del ciclismo che Antenna 3 seguirà in diretta. Ogni atleta viene assegnato una contrada e farà questo cronometro con bici storica dell'eroica degli anni 50 a raggiungere la chiesa di Santa Maria in Colle. Le nostre telecamere sabato continueranno a rimanere accese per seguire insieme a voi il 6° Palio femminile. Si replica domenica con una lunga diretta a partire dalle 14:45 per seguire prima la sfilata storica, poi alle 17:30 la gara degli uomini. Ogni contrada in base al tempo stabilito nel corso delle qualifiche partirà percorrendo gli oltre 2 chilometri di tragitto, spingendo il pesante carro da 380 kg fino al traguardo. All'arrivo dell'ultima squadra verrà decretato il vincitore, ma alla fine a vincere saranno tutti coloro che avranno partecipato alla grande festa del Palio, che vede sempre più giovani coinvolti, un esercito di 600 ragazzi con la voglia di portare avanti questa tradizione. Il mio ruolo è proprio quello di connettere, di far sì che questo evento vada. Poi l'evento è loro, i colori sono loro, lo spirito, non c'è Palio se non c'è la contrada, no? Ci sono questi ragazzi che si impegnano, che rinunciano anche a dei divertimenti per allenarsi, non ci sarebbe il Palio. Complimenti a tutte le squadre e all'organizzazione, ve lo ricorderemo in questi giorni ovviamente, giornate clou sabato e domenica. Adesso andiamo nel Bellunese. Per parlare della preapertura della stagione venatoria che è scattata, accompagnata come sempre dalle polemiche. La caccia è normata da regole articolate e per certi versi complesse, non sempre facili da dipanare per i non addetti ai lavori. Nei media e sul web era detto ovunque, per esempio, che la caccia iniziava dal 1° settembre. A Belluno si apre la caccia il 1° settembre esclusivamente alla specie capriolo maschio e camoscio maschio. Però tantissime riserve non rispettano questa apertura, hanno la facoltà di spostarla e probabilmente il tutto andrà alla 3 settembre, che è la giornata canonica di apertura della caccia. In realtà però alcune forme di attività venatorie avevano goduto di aperture anticipate. A Belluno già da 2 anni o 3 anni c'è una preapertura per soddisfare un po' le richieste del mondo agricolo, alla specie cervo, solamente al piccolo e al cervo fusone o al cervo sottile, che sarebbero i 2 cervi nati l'anno scorso. Insomma, un calendario semplice solo per gli addetti ai lavori. L'apertura per tutte le specie cacciabili sarà in definitiva il 21 settembre. Qui è l'apertura alla 3ª domenica di settembre, che mi sembra sia il 21, si apre ufficialmente la caccia. Torniamo a parlare della strada provinciale 251 dopo il crollo del masso a Sofranco in comune di Longarone, l'abbiamo raccontato in questi giorni, è stato istituito fino al prossimo 5 settembre un senso unico alternato da impianto semaforico
regolato da impianto semaforico con possibili interruzioni totali della transitabilità, della durata però al massimo di 15 minuti. Il senso unico alternato è necessario per il completamento dei lavori di messa in sicurezza del versante a monte della 251 dove si è staccato il masso. Peraltro anche il bellunese ovviamente è osservato speciale dell'ondata di maltempo prevista per le prossime ore. Vi ricordo c'è un'allerta arancione in 3 aree del Veneto. Ancora disagi, l'ufficialità è infatti arrivata dal 14 settembre per lavori alle linee ferroviarie, la stazione stop alle linee Ponte nelle Alpi Calalzo, Conegliano Ponte nelle Alpi e Belluno Ponte nelle Alpi. 3 mesi interi senza treni. È ufficiale, da domenica 14 settembre la circolazione ferroviaria sarà sospesa lungo le linee Conegliano-Belluno e Calalzo-Belluno per lavori di potenziamento infrastrutturale e tecnologico. Lo comunica Rete Ferroviaria Italiana, che in una nota spiega come gli interventi rientrano in un ampio programma di riqualificazione della rete ferroviaria nel territorio bellunese. Sul piatto un investimento da 21 milioni di euro, 11 dei quali serviranno per i lavori sulla tratta Ponte nelle Alpi Calalzo, lungo la quale sono previsti lavori in galleria, sui viadotti e per la protezione delle pareti rocciose. A Longarone in particolare si realizzeranno un nuovo sottopasso, pensiline rinnovate e marciapiedi rialzati, oltre al ripristino del secondo binario. Verranno inoltre aggiornati i sistemi di controllo e comunicazione ferroviaria. Sulla linea Conegliano-Ponte nelle Alpi l'investimento di quasi 4 milioni prevede un intervento a Vittorio Veneto con un sottopasso nuovo e i lavori all'armamento, oltre a opere di impermeabilizzazione in galleria, manutenzione di scarpate e muri e l'installazione di un sistema di sicurezza avanzato al passaggio a livello ai GAI. Oltre 6 milioni e mezzo di euro saranno investiti per lavori su binari, impianti elettrici e sistemi di segnalamento sulla tratta Belluno-Ponte nelle Alpi, con l'obiettivo, spiega RFI, di migliorare la gestione del traffico e la sicurezza. In tutte le tratte si effettueranno anche le attività di manutenzione ordinaria, taglio della vegetazione e aggiornamento degli impianti. Le tratte sospese saranno coperte da pullman sostitutivi. Altri 6 mesi di lavori, 3+3, sono previsti nel 2026. Non è dato di sapere però se gli interventi di ammodernamento e messa in sicurezza delle tratte renderanno il servizio efficiente anche riguardo ai tempi di percorrenza. È morto Roberto Bonan, storico addetto agli arbitri della provincia di Belluno. Avrebbe compiuto 69 anni a fine settembre ed era un riferimento del calcio feltrino, prima guardalinea del Ripa Pedavena, poi instancabile factotum, scalando tutte le categorie fino a festeggiare con orgoglio la promozione in Serie C della Dolomiti Bellunesi, società che oggi l'ha ricordato con affetto e commozione. Ma il cordoglio è anche di Confartigianato Belluno, che lo scorso 29 marzo aveva consegnato a Bonan l'attestato di fedeltà. Con il fratello Renzo infatti era contitolare dell'omonima società di autotrasporti di Pedavena, ed è a Pedavena che saranno celebrati i funerali fissati per mercoledì alle 15. Roberto Padrin è il nuovo presidente della Fondazione Dolomiti UNESCO. Rispettando la rotazione triennale avviata nel 2010 proprio da Belluno, tocca all'inquilino di Palazzo Piloni assumere il prestigioso ruolo in un momento estremamente delicato, contrassegnato dall'overtourism da un lato e il turismo lento dall'altro. Fragilità e bellezza sono due facce della stessa medaglia, annota Padrin, consapevole del compito di Fondazione UNESCO per la promozione della collaborazione tra gli enti che gestiscono e amministrano il patrimonio. E a proposito di turismo, è stata un'estate ed è ancora un'estate da record per il turismo extra alberghiero nel bellunese. Agriturismi, appartamenti, B&B e campeggi fanno segnare un più 30% di presenze. Un turismo estremamente sostenuto quest'estate, con aumenti notevoli e significativi in tutti i settori, sia alberghiero che extra alberghiero. Un exploit a 2 cifre per il settore ricettivo bellunese in un 2025 da incorniciare. Il boom arriva dall'extra alberghiero nel bellunese. I dati dell'Osservatorio regionale del turismo aggiornati a giugno parlano chiaro. Appartamenti, B&B, campeggi, agriturismi crescono oltre il 30% nelle presenze, mentre gli alberghi consolidano le loro quote senza balzi in avanti. Maggio ha segnato la svolta, nella bassa provincia arrivi a più 28%, presenze più 11%. In alta montagna, dalle Dolomiti al Comelico, numeri record, più 62% di arrivi e più 34% di presenze. Giugno ha confermato il trend con aumenti tra il 29% e il 35%. C'è una motivazione di fondo. Fino al 31 dicembre dell'anno scorso non avevamo il codice identificativo per l'extraalberghiero. È chiaro che il dover esporre il codice identificativo ha fatto emergere
una buona fetta di quello che era il sommerso della ricettività extraalberghiera. Erano anni che si chiedeva una regolamentazione per l'extraalberghiero, non solo bed and breakfast, ma anche locazioni turistiche. Come è sempre stato detto, stesso mercato, stesse regole. Finalmente c'è stata questa regolamentazione. Sicuramente non è perfetta, è perfettibile, però questo ha fatto emergere tantissimo sommerso, non solo in Veneto, non solo in provincia di Belluno e in Veneto, ma in tutta Italia. Gli alberghi invece registrano crescite più contenute ma costanti, a giugno più 2% negli arrivi nella bassa provincia, più 24% in alta montagna, con presenze salite fino al più 43%. È certo che la stagione si concluderà positivamente, ma fra gli operatori serpeggia malumore. In vista delle Olimpiadi non è ancora stata detta la parola fine sulla transitabilità o meno dei passi dolomitici. Non sappiamo se il turista spettatore delle Olimpiadi che alloggerà al di fuori di Cortina, ovviamente perché purtroppo a Cortina in Cadore difficilmente troverà posto, che quindi soggiornerà in Agordino o in Comelico o altre zone, come potrà arrivare a vedere le gare. Questo purtroppo ancora non lo sappiamo. Insomma, alla fine mancano 5 mesi alle Olimpiadi, giù di lì. E quindi non è tardi? Non è tardissimo, ma è tardi. Queste dunque le parole di Walter De Cassane. Con queste parole si chiude il nostro telegiornale. Vi lascio al meteo. Grazie per averci seguito. Arrivederci.